Con la decisione della magistratura si è chiuso il percorso giudiziario legato alla morte di mia figlia Giulia. Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e le responsabilità pienamente accertate. Come padre ho scelto da tempo di guardare avanti perché l'unico modo per onorare Giulia è costruire ogni giorno qualcosa di buono in suo nome. Con queste parole, diffuse tramite una nota, Gino Cecchettin ha commentato la decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado, con la quale la Corte d'Assise di Venezia aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e del rapporto sentimentale, ma non degli atti persecutori e della crudeltà. Il processo d'appello sarebbe dovuto iniziare a giorni, ma il 23enne di Torreglia aveva comunicato con una lettera agli uffici giudiziari di Venezia la rinuncia, assumendosi la piena responsabilità del reato commesso. Può starci benissimo anche una mossa identica da parte della Procura Generale, anche perché in questo modo si è cristallizzato ormai un ergastolo molto solido, con la contestazione ormai granitica della premeditazione, ma anche nei fatti dei motivi abietti che, seppur non contestati formalmente nel capo di imputazione, comunque sono stati ritenuti sussistenti, poi che tecnicamente si sarebbe potuti arrivare a una pronuncia anche per quello che riguardano le altre due aggravanti. Francamente a questo punto ci interessa poco, nel senso che comunque abbiamo capito tutti come è andato questo fatto, quanto crudele è stato. Piuttosto è stato valorizzato il fatto che a questo punto si può pensare anche di voltare pagina, e quindi noi abbiamo accolto con favore la comunicazione che ci è arrivata dalla Procura Generale. Anche per questo probabilmente non c'è rabbia nelle parole di Gino Cecchettin che, aggiunge, continuare a combattere quando la guerra è finita in fondo è un atto sterile. La consapevolezza che è il momento di fermarsi invece è un segno di pace interiore e di maturità, un passo che andrebbe compiuto più spesso. La giustizia continua, ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi. Gino è sempre stato molto saggio nelle sue dichiarazioni, e quindi è giusto rispettare quello che è il suo sentimento, e soprattutto diciamo, il progetto che ha in mente, che ormai una volta definita questa vicenda in modo incontrovertibile, ormai granitico, può pensare di portare avanti con ancora più vigore, senza più il pensiero del processo, che vi posso assicurare, insomma, ma credo che lo capiate anche da soli, è stato veramente pazzesco. Giulia, ha infatti concluso papà Gino, merita di essere ricordata non solo per la tragedia che l'ha colpita, ma per ciò che ha rappresentato. Il dolore non si cancella, ma può diventare seme. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questo cammino difficile mi sono stati accanto con rispetto, discrezione e affetto. L'amore per Giulia, ha concluso, continuerà ad accompagnarmi come una guida silenziosa ogni giorno della mia vita.